Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, benvenuti a questa puntata di TV7 Match. Allora, lo avete sentito prima della sigla, la situazione in Siria che torna a riaccendersi, una situazione ancora critica e migliaia di profughi in attesa di lasciare il paese. Bombardamenti da parte del regime di Assad e ancora vittime civili. Una situazione chiaramente che non porta a stemperare il clima di questa zona, una situazione assolutamente difficile e intanto, come si diceva, in Europa si ripristinano i controlli alle frontiere, almeno è quello che si vorrebbe fare, alcuni sono già stati fatti, si è chiusa la rotta balcanica e adesso l'Austria annuncia, anzi ha già iniziato i lavori per ripristinare sostanzialmente i controlli al Brennero. Che cosa succederà? È questo il modo per affrontare la questione migratoria? Sono loro che sono troppo rigidi o siamo noi che siamo troppo buoni? Di questo parliamo stasera a TV7 Match, lo facciamo con gli ospiti che ho in studio, ve li presento subito. Alla mia sinistra Bruno Cesaro, buonasera Cesaro, buonasera. Di Progetto Nazionale, buonasera. Buonasera. Al suo fianco Pap Fall della CISL di Padova e Rovigo, buonasera. Buonasera. Pap, grazie di essere qua, il nostro editore, buonasera. Ermanno Casen, Roberto Caon, parlamentare di Fare con Flavio Tosi, buonasera Caon, e Fausto Fanelli, segretario regionale del COISP del Veneto, il sindacato di polizia. Buonasera Fanelli. Allora, una situazione, dicevo, che è ancora critica, che magari non è più sulle prime pagine dei giornali, ma che però invece preoccupa ancora, una situazione dell'area ancora molto calda. Bruno Cesaro, allora non li fermiamo così i profughi, chiaramente? Ma non lo so, io penso che questa sera siamo partiti piangendo sul latte versato, no? E anche lei, Tullio, ha esordito dicendo il regime di Assad sta bombardando i ribelli, non so come li volete chiamare. Io mi ricordo nel 2013 una signora Carla Del Ponte, che è un giudice svizzero, era stata incaricata dall'ONU, presiedeva la commissione ONU che doveva valutare i misfatti del famigerato regime di Assad in Siria. E questa giudice disse: sì, stanno usando armi chimiche in Siria, ma le stanno usando i ribelli, stanno usando le armi chimiche i resistenti. Al che hanno detto: è impossibile, no, sta qua si è bevuta uno sgroppino di troppo. Invece era vero, cioè erano i resistenti, era un'altra primavera araba che noi dovevamo in qualche modo agevolare. Cioè Assad, che era neanche fascista, il nazista Assad, che teneva sotto il suo piede duro questa gente, la stava sterminando, stava uccidendo tutti, dovevamo eliminarlo. Poi si è saputo che doveva passare di lì un oleodotto, che c'era il gas, ma quelli sono corollari al teorema, no? Come in Iraq, come in Iraq, vi ricordate, lei Casen se lo ricorda, Colin Powell con la boccetta di armi di distruzione di massa, che era l'esame delle urine della moglie probabilmente, ma era lì al Senato americano a dire: ecco l'arma di Saddam Hussein. E da lì iniziò tutto. Con la Siria doveva continuare tutto. E invece ci siamo accorti che Assad era quello che gestiva in maniera, d'accordo, hanno una valutazione, una considerazione della democrazia un pochettino diversa dalla nostra, ma quanto meglio si stava quando si stava peggio, quando c'era Gheddafi in Libia, quando c'era Mubarak in Egitto, quando c'era, non mi ricordo più come si chiamasse quello in Tunisia, quando probabilmente con metodi non convenzionali, ma impedivano in qualche modo che fossimo invasi, che la nostra gente fosse sostituita da tutti quelli che stanno arrivando, in minima parte profughi e soprattutto la stragrande maggioranza migranti economici che vengono qui a fare la guerra fra poveri. Certo. Ho finito. Caon, cosa dice? Concorda con questa chiave di lettura di Cesaro oppure... Effettivamente l'Europa non riesce, ormai non riesce proprio a imporsi su niente.
Cioè, se c'è un problema in questi paesi, questi paesi si devono prendere delle misure, non si può aspettare, cioè diventa veramente da stupidi nel 2016 vedere quello che tira sul muro il Brennero o i reticolati, cioè, mi sembra perfino che una cosa illogica, no? Cioè, se c'è un problema bisogna andarlo, purtroppo in qualche maniera bisogna andarlo a risolvere in quella. Gli unici che dovrebbero fare, gli unici che dovrebbero fare un discorso diverso è l'Italia, che è il primo paese confinante, è la Spagna, è la Grecia, se vogliamo mantenere Schengen all'interno. Ma chi dice che Schengen bisogna mantenerlo? È il primo che si sottrae all'espressione di Schengen, tipo la Francia l'abbiamo vista a Ventimiglia, certo. Abbiamo visto l'Austria cosa sta facendo, abbiamo visto l'Ungheria cosa ha fatto e via via. Allora, cioè, noi dobbiamo fare un qualcosa in mezzo al canale di Sicilia in maniera diversa per dissuadere questa nuova autostrada che si è creata. Certo. Naturalmente individuando clandestini economici e profughi, certo, però è da qua che veramente mi sembra che l'Europa si stia comportando come i bambini quando non vanno d'accordo. Cioè, siccome io mi difendo me, allora ti arrangi te Italia, te ce l'hai in mezzo al mare, sono problemi tuoi, cioè, tutto che, ripeto, si vede che l'Europa è inesistente, non è consistente. Non è consistenza. Papa Falla, allora, una situazione sicuramente, ecco, come vede la situazione siriana? Una situazione sempre particolare, quindi io vorrei tanto anche riformulare la domanda chiedendo cosa l'Unione Europea in questa partita potrebbe fare. Se l'Unione Europea può essere in grado di fermare questa situazione. Ecco, non c'è il sospetto che non ci sia la volontà di fatto di risolvere la questione, di mantenerla così? Perché da quando ci sono queste ondate di persone che arrivano in cerca di, mettiamolo, situazioni di protezioni, perché scappano magari di una situazione di guerra accompagnata da un insieme di situazioni dove uno, volendo entrare in Europa, magari ha un canale, usa questo canale per arrivare in Europa, quindi ci sono varie fattispecie che vediamo in questa situazione. Ne abbiamo parlato non più di una volta, ricordiamoci che qui dal governo tecnico al governo di destra, di sinistra, ognuno ha cercato di mettere su la sua strategia. Fino adesso non ho visto ancora un risultato positivo tale da fermare questo fenomeno. Io dico che, faccio una premessa perché ho partecipato alla conferenza europea sull'immigrazione, quindi il forum, per affrontare queste tematiche, dove è un tema centrale ultimamente, che è un tema di attualità. Cosa si è detto? Esatto. Si è affrontata la questione che non può essere sempre gestita come emergenza. Ma il problema, sai qual è? C'è stato più uno scontro tra nazionalità, dove la Germania, dove vuole dire l'Australia, ognuno ha la sua posizione, i francesi hanno la loro posizione, quindi per quello mi sto facendo la domanda: cosa potrebbe fare l'Unione Europea concretamente per affrontare questo problema? Se io vedo quello che sta facendo là in Austria, per essere anche molto provocatore, può essere che nell'ottica di tutelare i suoi cittadini possono pensare che può essere una strategia giusta, ma in Italia, io ripeto, non ci hanno mai dato gli argomenti tali da poter affrontare concretamente, ma anche con dignità, questo fenomeno. Certo. Io dico, sì, l'ultima cosa. Quando sono stato all'Unione Europea, quindi a parlare di questo tema, sono stato talmente aggredita, tale che in Italia non ci sono stati gli strumenti tali da poter affrontare questo fenomeno. Io do solo una premessa, non so se avrò magari nel corso della trasmissione di poter sviluppare queste robe qua. Quindi prendiamo i componenti della Commissione, quelli che valutano se hanno diritto alla protezione internazionale o no. Stanno facendo una brutta figura, perché lo dico, vanno ad affrontare la situazione dando un esito negativo, che questo non può essere riconosciuto come rifugiato politico, ma fa un ricorso qui in Italia e vince il ricorso. Certo. Che senso ha questa Commissione?
Le stanno facendo fare, è un sistema. Certo, ma ne parleremo sicuramente più avanti, anche coinvolgendo Fausto Fanelli, che però adesso vorrei ascoltare invece per quanto riguarda la situazione delle cause di questa migrazione, quindi di quello che sta avvenendo. Come dicevo prima, forse non c'è la volontà di risolvere e si vuole mantenere una situazione di instabilità ad oltranza. Allora, le procedure sono lunghe e mi riallaccio a quello che diceva Fall per quanto concerne quel discorso come mai le commissioni esprimono un parere negativo piuttosto che un tribunale civile, che è l'unico organo competente per il ricorso, stravolge l'esito della valutazione che è stata fatta in prima o in seconda istanza, perché abbiamo una commissione territoriale e poi c'è una commissione nazionale. Il discorso è semplice, innanzitutto è una difficoltà operativa. Noi dobbiamo partire dal presupposto che ci si presenta una persona al tuo cospetto che è perfettamente sconosciuta, privo di documenti identificativi. Noi invece come ufficio immigrazione, ma tutti gli uffici immigrazione in Italia, stiamo invece verificando un'enorme falsa identità, gente che piuttosto di dichiararsi nigeriano si dichiara liberiano, di gente che magari invece di dichiararsi tale si dichiara di una nazionalità dove c'è in corso un conflitto, e questo lo si viene a scoprire magari non subito ma successivamente. Noi puntualmente dobbiamo poi denunciare e deferire l'autorità giudiziaria perché hanno falsificato la loro nazionalità in maniera fraudolenta per ottenere un permesso di soggiorno. Voi come arrivate a scoprire la... Ma innanzitutto quando ci si interfaccia con le autorità diplomatiche del paese dichiarato. Quindi funziona in parte? Non c'è una grande collaborazione da parte delle ambasciate e dei consolati per certi versi. Noi magari contattiamo quello che potrebbe essere il ruandese, in realtà lo porti di fronte alle autorità diplomatiche ruandesi e quelli del Ruanda ti dicono che questo non parla nemmeno un dialetto del nostro paese, questo probabilmente viene o dal Ghana o viene da altre parti, quindi la difficoltà è enorme. Poi dopo, ammettendo pure che ci troviamo da parte di quello che realmente scappa da una situazione di guerra, uno che viene dalla Siria c'ha poco da dimostrare. La Siria è una situazione, uno scenario talmente noto che coinvolge gli assetti internazionali, e ecco lì che infatti quando noi usiamo i termini dovremmo essere un pochettino più precisi. Il profugo è profugo e non si scappa. Poi c'è il richiedente asilo politico, che non è il vero profugo, è colui che viene da una situazione stabilizzata, ma dove nel suo paese per esempio potrebbe patire di persecuzioni, certo, magari perché di un'etnia, di una razza diversa, certo, di un'etnia diversa, di una religione diversa, perché magari un omosessuale e via dicendo. Poi dopo abbiamo il migrante economico, che è quello dei motivi umanitari. Adesso concludo l'osservazione che stai facendo tu. No, le commissioni non stanno facendo una brutta figura a fare, le commissioni stanno lavorando con delle armi impari rispetto alla mole che ci è arrivata, e quando noi dobbiamo stabilire se quello merita o non merita una protezione internazionale o sussidiaria, non abbiamo gli strumenti per poter fare quel tipo di lavoro. Il Tribunale civile si appoggia su valutazioni molto più vacue rispetto a quelle che dobbiamo essere noi, che sono più chirurgiche. Noi dobbiamo effettivamente capire se questo è in pericolo di vita o comunque è veramente una situazione di quei diritti, violazione di diritti che la nostra Costituzione protegge. Il Tribunale civile si può prendere delle libertà che l'autorità giudiziaria, perché l'autorità giudiziaria noi non possiamo prenderci. Tant'è vero che ti trasformano in una protezione internazionale, te la trasformano in motivi umanitari. Certo, qui c'è la cosa. La interrompo un attimo, volevo far intervenire il professor Casva invece per quanto riguarda la Siria e l'area del Medio Oriente. È iniziata, si stanno spartendo il Medio Oriente, i grandi, come si può dire, grandi burattinai internazionali? Ma che improvvisamente siamo diventati i salvatori delle varie nazioni che ovviamente hanno un dittatore, perché non esiste un paese del Medio Oriente dove non ci sia un potere forte. Questo è stato costituito ancora dopo la caduta dell'impero ottomano,
perché si voleva mettere al potere la minoranza in contrapposizione con la maggioranza, quindi gli sciiti contro i sunniti, è il caso di Assad, quindi appartiene al 12%, ha un suffragio del 12% sul suo territorio, la maggior parte sono sunniti o sono cristiani, quindi non c'è un equilibrio. Questi potentati che sono stati creati francesi e inglesi ancora all'inizio del secolo hanno creato questa incertezza politica all'interno e volutamente, perché chiaramente se uno è di minoranza e vuole tenere il potere deve usare la forza, e l'abbiamo visto. No. Adesso l'equilibrio internazionale e gli interessi internazionali non vanno più bene, questi personaggi. Bisogna abbatterli. Ma bisogna abbatterli perché? E questo è il grande interrogativo che io direi che i nostri telespettatori cerchino di arrivare. Perché devo abbattere un dittatore che in quel momento ha governato come dittatore, ma che tutto sommato rispetto al conflitto che si è creato dopo il suo abbattimento, vedi Saddam Hussein, vedi Gheddafi e molti altri, è un disastro. Cioè ha fatto più danni la democrazia, che voleva abbattere il dittatore, che non il dittatore stesso, che tutto sommato amava a modo suo il suo paese. E allora abbiamo creato questo tsunami di profughi che naturalmente non possono stare in Siria. Se vengono bombardati quotidianamente ospedali, chiese, conventi piuttosto che abitazioni, eccetera. E questo conflitto poi tra la maggioranza e la minoranza all'interno della Siria è tutto da stabilire. Il problema fondamentale è che questo tsunami arriva sull'Europa e questa cosa fa nascere un grosso problema. Cosa ne facciamo di questa gente? Allora, il passaggio più semplice è facciamo i buoni, ma non ho mai visto risolvere il problema con il concetto del buono. Il buono si usa in emergenza, uno ha sete gli dà un bicchiere di acqua, dopodiché bisogna inserirlo all'interno di una società. E questo fatto nell'Europa, la Germania è molto più organizzata, ma soprattutto l'Italia, non ha espresso alcuna organizzazione fino ad oggi. Cioè non è in grado di inserire le persone che vuole ospitare, che vuole accettare e poi le lascia allo sbando. Non siamo in grado di fare un servizio sui bassi fondi di Roma, ma c'è gente che dorme dentro i cunicoli, che vive allo sbaraglio, vive senza possibilità di avere una qualche futuro. E allora perché succede questo? Perché i politici si riempiono la bocca di buonismo. Allora è il momento del fare. Che cosa facciamo? Allora, se uno Stato dice accettiamo questa immigrazione, organizziamo questa immigrazione. Perché, attenzione, può essere un danno, come tutte le cose, se è trattata male, ma può essere una risorsa e questa è la cosa più importante. Certo. Allora, adesso vi proponiamo un servizio giusto per avere la cronaca di quello che è successo in Siria in questi ultimi giorni. Ascoltiamo, poi rientriamo in studio subito. Situazione catastrofica ad Aleppo in Siria. La notte scorsa una trentina di persone ha perso la vita nei bombardamenti che hanno colpito in particolare un ospedale, l'Al-Quds, che si trova in un settore controllato dai ribelli ed è gestito con l'aiuto di Medici Senza Frontiere. Morto anche l'ultimo pediatra a esercitare nella zona. Giovedì almeno altre 38 persone sono rimaste uccise a causa dei raid dell'esercito siriano e dei bombardamenti ribelli. Il conflitto nella città, che dal 2012 è controllata in parte dai governativi e in parte dagli insorti, è ripreso venerdì scorso
corso, provocando la morte di quasi 200 persone, secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani. La tregua in vigore dal 27 febbraio è ormai in grave pericolo, come ha affermato l'inviato speciale dell'ONU, Staffan de Mistura, che ha invitato Stati Uniti e Russia a cooperare all'attuazione del cessate il fuoco, mentre è fallito il terzo round di negoziati. Credo sia urgente la convocazione di un nuovo giro di colloqui nel mese di maggio, ma è ancora più urgente che la cessazione delle ostilità torni davvero al livello precedente affinché il popolo siriano consideri sostanziali le trattative. Per la Croce Rossa Internazionale la violenza sta spingendo la popolazione di Aleppo sull'orlo di un disastro umanitario. Preoccupazione espressa anche da Jan Egeland, capo della Task Force umanitaria dell'ONU per la Siria, che ha lanciato un appello per l'accesso a maggio a 35 zone assediate e difficili da raggiungere. E a proposito, ci sarebbero almeno 100.000 siriani bloccati proprio a causa dei bombardamenti, sarebbero bloccati proprio nella zona di Aleppo, nella Siria settentrionale, tra la linea del fronte dello Stato islamico e i territori controllati dai curdi e la frontiera turca. Ricordiamo che in Turchia sono già arrivati, ci sono già 2 milioni di sfollati, di profughi, di siriani che hanno varcato la frontiera. Caon, anche dal servizio? Dico, certe cose non le capisco proprio, cioè, l'inviato dice ci serve un giro ancora di chiacchiere, poi alla fine dice con la Russia e con gli Stati Uniti. Sì, ma mi dico, allora tiriamo via l'embargo che abbiamo noi con la Russia? Cioè, di cosa stiamo parlando? O c'è collaborazione a tutti gli effetti o non c'è collaborazione? A noi quanto ci costa quell'embargo? Intanto. Certo, e il muro del Brennero, sapete a conti fatti quanto ci viene a costare la nostra agricoltura? 10 miliardi. Studio Coldiretti. Certo, c'è un'implicazione economica non da poco. Il problema che sta sorgendo è che c'è la guerra là, ma ce la stiamo facendo anche qua. Non ci sono i carri armati per strada, però un embargo e un muro, nel caso italiano, costa l'ira di Dio. Come si fa ad andare fuori da una crisi economica per affrontare nuove problematiche dall'altra parte del canale di Sicilia? Se automaticamente ci mettiamo lacci e lacciuoli, cioè collaboriamo, chiede la collaborazione, ma internamente abbiamo dei vincoli. Non andiamo d'accordo. Allora, cerchiamo di metterci un po' d'accordo qua in Europa, e l'America stessa che non ci venga a dire che dobbiamo avere l'embargo con la Russia, e dopo naturalmente parallelamente si cerca di collaborare per questi paesi che sono in guerra. E io dico, a questo punto, se mettono il muro al Brennero, se mettono il muro a Ventimiglia, anche noi italiani, a prescindere da un discorso umanitario oppure no, dobbiamo cominciare a lavorare con le navi nel nostro confine in maniera diversa. Arriva gente, ti guardo chi sei in qualche maniera, in maniera molto rocambolesca, perché poi tanto ti preparo 3 barconi dietro, con tanto couscous, con tanta acqua e con tanto gasolio, e te ne devi tornare. 1, 2, 3, 4, 5, 6 barconi non partono più, perché non c'è più la speranza. Cioè noi dobbiamo tirare via il sistema, che qua c'è il mondo della speranza, e contemporaneamente cercare di creare un sistema di vita che non si mette in moto questa cosa. Però per metterlo in moto bisogna la collaborazione, ripeto, per creare la collaborazione bisogna tirare via anche gli embarghi interni. Certo. Bruno Cesaro. Non lo so, io ho visto il servizio, ho visto quel signore lì, non so neanche chi fosse, sono quelli che hanno creato sto casino qua, no? E come succede in Italia, ma ho visto che succede in tutto il mondo, chi è la malattia poi diventa come d'incanto la medicina, no? Cioè sono lì che pontificano e decidono loro. Cioè noi abbiamo creato un dittatore, abbiamo armato i ribelli, perché è nato tutto da lì, signori. Cioè è come in Afghanistan, cioè Al-Qaeda era stato armato, cioè erano i vecchi guerriglieri che armava l'Occidente contro i russi. Cioè sono tutti mali che ci siamo voluti noi sti qua, no? Cioè, e allora vedo sto signore qua anziano, qualche anno più di me, che è lui che è lì che pontina, no, faremo un'altra cosa. Cioè lui che ha creato tutto sto casino qui è quello che ci tirerà fuori dalle peste.
in livello molto più autarchico mi viene in mente Casini, no, non c'entra niente, c'è un bel casino per cui qualcosa c'entra, ma in mente Casini che ogni tanto riappare e dice no ma guardate che adesso faremo così, cioè i responsabili del disastro in cui noi stiamo annaspando sono adesso come toccati dal, non so, saranno andati a Lourdes, a Medjugorje più volte e sono diventati miracolati e pensano di miracolarci. Cioè quello che voglio dire io è che, a parte questo preambolo lungo, che poi sarà solo il preambolo il mio, perché non potrò dire più niente, almeno per questo giro, cioè viene fuori che dobbiamo, prima diceva l'amico, il conoscente, Pap, amico a parola grossa, ecco, e diceva ma sti qua, noi sbagliamo, cioè, ma l'Australia è un paese razzista secondo voi? È un paese del terzo mondo? È un paese che odia, che ha fatto dell'odio multietnico la sua bandiera, tutt'altro? Però lui, sta gente qui, non è che mandi la marina militare a prenderli in Indonesia o in Vietnam e se li porti in Australia, a Sydney, a Perth, a Melbourne. No, lui li prende umanamente, civilmente, li mette in un'isola, gli dà da mangiare, da bere, cioè li ripara dalle persecuzioni, dalle guerre, da tutti i malanni che hanno nei loro paesi, veri o presunti che siano, li lascia lì, fin tanto che questi si decide se sono effettivamente persone che scappano da una guerra, perché santo Dio, ma quante guerre ci sono in giro. Qui in Italia probabilmente Papa frequenta altri ambienti, ma io, anche Caon forse, anche l'amico della questura di Padova, ma quanti siriani ci sono qui a Padova? Cioè io non è che ne ho visti decine di migliaia, io vedo gente africana che viene, c'è stato un signore che hanno intervistato, da dove vieni? Dal Ghana, ma al Ghana c'è la guerra. Adesso Papa, tu sei più esperto di me, ma in Ghana che io sappia non c'è nessuna guerra, non c'è nessun conflitto. No, ma io sono omosessuale. Vabbè, siamo d'accordo. No, ma io sono cristiano, lì sono tutti islamici. Vabbè, ma noi non è che possiamo farci carico di tutti i mali del mondo, no? Prima Casen diceva con il buonismo, lui ha detto con la bontà, io parlo di buonismo, la bontà è tutta un'altra roba, con il buonismo non si risolve un cavolo. Qui bisogna che noi facciamo non come ha fatto l'Austria, perché l'Austria l'hanno fatto solamente gli sfigati che sono al governo adesso e che hanno paura che l'estrema destra ha preso il 37% dei voti, faccia tabula rasa e veramente vedremo cosa sono i muri allora. Ecco, allora fanno finta di fare un muretto, io sono andato a Tarvisio l'altro giorno, di muri non ce n'era neanche, non c'era neanche, ma neanche una catenina, niente, ecco. Ma voglio dire, in qualche modo l'Austria sta difendendo i propri interessi nazionali. Noi qui a 50 km, anche Papa lo sa perché sono 20 anni che sei in Italia, no? A 50 km c'è Montegrappa, a 100 km c'è Re di Puglia, ci sono migliaia di morti italiani che hanno difeso questa nazione, questa patria, questo territorio dall'invasore, quella volta lì era austriaco, tedesco, prussiano. Noi, senza offesa, ma noi andiamo a prenderli con le navi militari. Noi con la marina militare italiana andiamo a prenderli a 1 chilometro, a 1 miglio dalla terra libica e ce li portiamo qua. Questo non è buonismo, Casem, questo è, se mi concedete, questa è idiozia allo stato puro. Qui bisogna essere, ma qui è una forma di masochismo che sarebbe da studiare a livello veramente di psicanalisi. Questa è masochismo, noi andiamo a prenderli, poi caro funzionario della questura di Padova, se io venissi dalla Siria, porca di una Eva, e fossi veramente un profugo, quelli che voi chiamate profughi, io mi porterei in tasca l'assicurazione della macchina, un pezzo di carta, la lista del supermercato di Aleppo, di Damasco, qualcosa che mi potesse far dire all'italiano, al funzionario politico, guarda, questa è la mia carta, la mia tessera alimentare, no, vengono senza niente. No, i siriani no. No, ma infatti non ci sono siriani a Padova, ma dai, quanti siriani ci sono a Padova? Il problema sono passati tantissimi. Sì, ma non ce ne sono, io non li vedo, non è che vado a intervistarli. Il passaporto siriano veniva accolto e il giorno ma è ovvio perché è automatico, anche l'Eritrea è così, no? No, perché il siriano aveva altre ambizioni. Ma non è anche l'Eritrea che c'è l'accoglienza automatica, cioè mi pare, sì, o la Somalia, ecco. Se uno viene dall'Eritrea, se mette il passaporto qua, se lo tatua dentro sui denti, sui molari, tira fuori un molare scritto Eritrea, e invece sti qua vengono senza nulla, perché
è automatico, non sono profughi, bisogna essere onesti, non sono profughi, sono migranti economici, allora dobbiamo fare un Ellis Island come a New York e chi non ha il diritto di venire dentro deve tornarsene indietro in un modo o nell'altro. Questo sarà cattivismo, io sono cattivistico, come si dice? Non so. Sì, scusi, parlo più. No, ma mi faccio un po' prendere perché mi girano un po' le scatole, capisce? Non deve scusarsi, perché dobbiamo andare in pubblicità. Dopo, al rientro dalla pubblicità, sentiremo cosa ci racconta Monsignor Bizzetti, Paolo Bizzetti, vescovo dell'Anatolia, e ci racconta la situazione in Turchia e di come anche vede lui, insomma, la situazione medio orientale. Dopo la pubblicità.